una sfida che ci verrà con tutte le nostre forze a scendere in campo per l'anno prossimo, e da Treviso comincerà il declino della Lega, lo vedrete. Nasce anche a Treviso il Partito della Nazione, nasce dall'UDC come nel resto d'Italia e punta a riunire al centro tutti i moderati, si dichiara antagonista della Lega e lo fa proprio sul terreno avversario. Oggi sono stati presentati i protagonisti della provincia della Marca, oltre al presidente regionale Marco Zabotti, la coordinatrice provinciale Gianna Gazzignato, il portavoce Paolo Camolei, ma soprattutto la presidente provinciale Maria Gomierato, ex sindaco di Castelfranco, un acquisto pesante. Ora è la fase del mercato, delle adesioni, poi seguirà il confronto con le altre forze politiche compatibili, un laboratorio che potrebbe coinvolgere l'API, la rete Marca Civica, il manifesto verso il nord. Anche dal PD potrebbero arrivare rinforzi. C'è la convinzione che i colpi di scena si ripeteranno numerosi nei prossimi giorni, anche dal PDL. Stanno occupando le posizioni all'interno delle istituzioni, in modo particolare quella regionale, senza tener conto della capacità, della professionalità, ma solo perché hanno la tessera o sono degli amici. Io credo che questo non possa avvenire. Possono anche essere degli amici, però basta che siano competenti e in grado di dare quelle risposte che i cittadini veneti aspettano. Il movimento, ufficializzato ieri anche a Belluno, vuole portare un proprio candidato alle elezioni provinciali di Treviso nella prossima primavera, se necessario presentare anche più liste collegate, molti giovani, amministratori già al lavoro nella Marca con altri partiti e poi le primarie delle idee da presentare a chi amministra comuni, provincia e regioni.